Da giorni giravano tra Padova, Albignasego, Monselice, Montegrotto e Battaglia Terme a bordo di un'auto rubata, compiendo furti e razzie. Una coppia è stata arrestata dalla polizia che ha scoperto il casolare dove stipavano tutta l'area furtiva. L'indagine della squadra mobile di Padova è partita dopo la denuncia di un furto di un computer avvenuto all'interno di un locale di via Manzoni a Padova lo scorso 28 maggio, dove un cliente era stato derubato dello zaino con all'interno il PC. Alcuni testimoni in quell'occasione hanno raccontato agli agenti di aver visto una coppia girarsi in modo sospetto nel locale e poi scappare a bordo di una 500 blu. Incrociando i dati e le immagini delle telecamere, i poliziotti hanno ricostruito i movimenti dell'auto risultata rubata dal giardino di un'abitazione di via Iappelli a Padova. La vettura, seguita per giorni, si è mossa più volte tra i comuni della provincia. Alla guida una donna che si spostava carica di scatoloni. Alla fine i poliziotti hanno intercettato la vettura all'esterno di un centro commerciale di Monselice e hanno bloccato l'uomo, un 36enne che aveva appena rubato un paio di occhiali e una maglietta da un negozio. Da qui gli agenti hanno individuato il casolare dove viveva a Montegrotto. All'interno c'era proprio la donna e una gran quantità di refurtiva rubata. Qualche giorno prima dall'oratorio di San Giuseppe, elettrodomestici e vari oggetti destinati ad essere premi della pesca di beneficenza per la festa parrocchiale di Montegrotto. I due sono stati arrestati, la donna quarantenne è finita nel carcere veronese di Montorio, mentre il complice al Due Palazzi di Padova.